Buongiorno a tutti cari amici e buon inizio settimana. Oggi è lunedì 18 gennaio e questo è un nuovo appuntamento della rassegna stampa di Radio Piave curata dai giornalisti dell'Amico del Popolo. Oggi in studio ci sono io, Martina Reolon. Andiamo subito a dare uno sguardo alle principali notizie pubblicate sui quotidiani locali. Partiamo con il Corriere delle Alpi. Il tema protagonista è sempre quello del coronavirus, con notizie buone e meno buone, e adesso andremo ad approfondire. Ecco quindi la prima del Corriere delle Alpi. Si parla di turismo al tempi della pandemia, prospettive, Pasqua con prenotazioni, il turismo guarda avanti, operatori scettici sui numeri della ripartenza dello sci, segnali incoraggianti per i weekend di aprile, i consorzi puntano a ripetere il successo estivo dello scorso anno e sul ritorno dei clienti stranieri. Andremo a leggere l'approfondimento. Come dicevamo, una buona notizia, siamo a Tambre in questo caso, campagna festa per il nuovo nato e tutto il paese a fare da nonni. Stiamo parlando di mamma Elena che si era ammalata di Covid verso la fine della gravidanza e è guarita giusto in tempo per il parto. La nascita di Enea è stata una festa per Tambre e andiamo subito, una volta finita la prima, andremo subito a leggere proprio questo articolo. La foto di copertina è dedicata alle vaccinazioni anti-Covid a dentisti e farmacisti. Grande adesione al vaccino Day organizzato ieri dall'Us Dolomiti per odontoiatri, farmacisti, medici e operatori della sanità privata, ma anche per la somministrazione delle seconde dosi a chi si era già vaccinato a fine dicembre. Speranza, ottimismo e voglia di normalità dai professionisti che hanno ricevuto l'iniezione a San Martino, e andremo a leggere anche questo articolo. Per poi approfondire sul Gazzettino invece un'altra tematica che riguarda sempre comunque i vaccini e la diminuzione dei rifornimenti del vaccino Pfizer da parte dell'Europa. Andremo poi a vedere una diminuzione che sta creando preoccupazioni. E poi il caso gel, distanze e mascherine, l'influenza è stata azzerata. Parliamo dell'influenza stagionale, l'incidenza in Veneto è di 0,38 casi ogni 1000 abitanti, lo scorso anno era di 5,38. Fra le motivazioni ci sono l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e le restrizioni prese dal governo per limitare gli spostamenti e gli accessi in alcune attività. E ancora dalla prima, il conduttore, stiamo parlando di Massimiliano Ossini, Dolomiti nel cuore, la dritta di Ossini, lo smart working qui è più saporito, dice appunto il conduttore di Linea Bianca che si trova in provincia per girare una puntata della trasmissione Rai. La pandemia sta facendo riscoprire la vera essenza della montagna e un turismo soft, racconta. Andremo poi a dare uno sguardo anche a questo articolo. Andiamo prima però a pagina 17 per la notizia che anticipavo, quella della festa a Tambre. Si vede nella fotografia appunto i due genitori con la neonata, con la piccola con il piccolo, scusate, fiocco azzurro, Enea. E il titolone lancia un segno di speranza in questo periodo molto, molto complicato. Rintocchi a festa per accogliere Enea, non andremo mai via da Tambre. Madre contagiata dal Covid nelle ultime settimane della gravidanza, problema superato, è il primo bambino festeggiato con le campane e i manifesti in piazza. Quindi una bella notizia che lancia appunto un segnale di speranza in questo periodo molto, molto complicato. L'articolo è di Cristina Contento. Uno scampanio prolungato lassù dal campanile e a Tambre si schiudono finestre e sorrisi. Non era proprio giorno del patrono, ma è stata quasi festa nazionale. A scomodare il calendario piuttosto è stato Enea, un pargoletto di 2,2 kg. Cicogna e Befana 2 settimane fa, il 6 gennaio, si sono incrociate nella stessa parte di cielo del paese per portare Enea in casa Gandin. È il primo bambino nato in questo 2021 a Tambre nell'era del coronavirus. Il piccolo guerriero ha anche già vinto la sua prima sfida proprio con il virus insieme a mamma Elena. Con la famiglia di Elena Dalbò e Luca Gandin, 33 e 37 anni, Enea è il segno della speranza e del futuro, come per il paese. Da Tambre la famiglia non ha intenzione di muoversi, qualità della vita e pace sociale sono impagabili, si resta qui, dicono appunto i due giovani, con l'apporto anche dei nonni del paese, anzi delle nonne che all'arrivo di Enea hanno preso a sferruzzare cappellini e scarpine di lana per il suo corredo. Tambre l'ha accolto con una scampanata senza precedenti, il comune in piazza ha messo il manifesto con la cicogna, in questi tempi decisamente ansiosi e che annebbiano il domani. Ne sa qualcosa proprio mamma Elena che ha sfidato il Covid nei giorni di Natale, nell'ultimissimo periodo
periodo di gravidanza. Poi 6 gennaio il parto e la sicurezza che sia lei che il bambino erano negativi. Con Enea il comune di Tambre ha inaugurato quella che diventerà poi una prassi, suonare le campane ad ogni nuova nascita. Ne sono previste almeno 6 finora. Prepararsi con paesani, si legge nell'articolo. La forza dei paesi di montagna è far parte della comunità come in una grande famiglia, scrive il comune sulla sua pagina Facebook, un semplice simbolo che racchiude la speranza in questo periodo di pandemia e che ci fa guardare al futuro della nostra amata montagna. La nascita quindi è stata una gioia condivisa dall'intero paese. Le nonne di Tambre hanno sferuzzato, come dicevamo, per preparare scarpine e vestitini di lana azzurra. Un segno di speranza per tutto il paese, così l'assessore a cultura e sociale Lucia Della Libera che col sindaco Oscar Facchina raccontano l'iniziativa di Tambre di far suonare le campane a festa e pubblicare manifesti ogni nuovo nato. Un paese di montagna e una grande famiglia, ho chiesto ad Onezio se si poteva fare, è stato felice, abbiamo abbinato il manifesto della piazza. I genitori quando vanno in ufficio anagrafe possono autorizzare o no che il manifesto sia pubblicato e possono autorizzare o no anche il suono delle campane. Vogliamo dire che il paese c'è ed è vivo. Quindi veramente una bella notizia. Torniamo indietro alle pagine di carattere nazionale che affrontano l'emergenza coronavirus in Italia, con provvedimenti ovviamente che vanno a interessare anche il nostro territorio provinciale. Superiori, si parla della ripartenza in presenza delle scuole superiori. Ok, in 4 regioni il CTS, Comitato Tecnico Scientifico, avverte gli scettici. Chi tarda ne risponde. Gli esperti danno via libera alle lezioni in presenza, il ministro Azzolina dice parere netto, ma da oggi si adeguano solo Piemonte, Lazio, Emilia Romagna e Molise. L'articolo inizia così: nella giornata in cui calano sia i contagi 12.545 positivi sia le presenze nelle terapie intensive, la notizia che più si impone riguarda le scuole superiori. Nelle regioni gialle e arancioni le lezioni potranno tornare in presenza dal 50-75% come previsto dal DPCM del 14 gennaio. Lo ha stabilito ieri mattina il Comitato Tecnico Scientifico che si è riunito d'urgenza convocato dal Ministro della Salute Roberto Speranza. Gli esperti del CTS non hanno dubbi, le scuole superiori vanno dunque riaperte e fermo restando le misure di sicurezza, se qualche presidente di regione decidesse diversamente se ne assumerà la responsabilità, anche perché stanno emergendo problematiche legate alla sfera psichica della popolazione giovane in età scolastica e anche negli studenti dell'università. Si legge ancora nell'articolo che nelle regioni rosse le superiori continueranno con la didattica a distanza. La provincia autonoma di Bolzano, nonostante sia stata classificata zona rossa dal governo, ha deciso di continuare con una presenza in classe minima del 50% fino a un massimo del 75%. E anche nel resto d'Italia si procede in ordine sparso. Oggi scuole aperte in Emilia Romagna, Lazio, Piemonte e Molise, con immediato impatto sul trasporto pubblico locale, mentre altre hanno preferito rimandare la riapertura. Il Friuli Venezia Giulia, ad esempio, ha prolungato la didattica a distanza fino al 31 gennaio e lo ha fatto anche il Veneto, ricordiamo, con un'ordinanza del presidente Zaia delle scorse settimane. Sul taglio dei vaccini Pfizer andremo a leggere la notizia sul Gazzettino, appena chiuso qui il capitolo del Corriere delle Alpi. A pagina 6 del Corriere c'è una notizia che riguarda l'influenza stagionale, gel, mascherine e distanze, l'influenza è stata azzerata. L'incidenza in Veneto è di 0,38 casi ogni 1000 abitanti, lo scorso anno era stato di 5,38. Fin qui calo netto, ma è presto, il picco potrebbe arrivare anche fra 20 giorni. Distanziamento, mascherine, mani lavate, anzi igienizzate di continuo, ma anche scuole locali chiusi, confini delle regioni, se non dei comuni, sigillati o persino lockdown. È la ricetta adottata in questi mesi per tentare di arginare il diffondersi del contagio da Covid. Tentativo riuscito fino a un certo punto, riuscito invece a bloccare l'influenza stagionale, sembrerebbe anzi a cancellarla proprio. È quello a cui miravamo perché l'intrecciarsi delle due epidemie avrebbe messo in grosse difficoltà il sistema sanitario, spiega Maurizio Cancian, medico sentinella di Conegliano, nonché coordinatore regionale di SIMG. A spiegare il crollo dell'influenza con l'evidenza dei numeri sono i rapporti di Influnet, la rete che sorveglia l'andamento del contagio stagionale in Italia. Come si diceva, l'incidenza in Veneto è di 0,38 casi ogni 1000 abitanti, meno di 5 volte rispetto allo scorso anno, però non bisogna ancora abbassare la guardia. Si legge nell'articolo infatti che il picco influenzale è da escludere o è possibile che sia solo rimandato, è presto per dirlo, risponde il medico, perché potrebbe arrivare anche tra una ventina di giorni. La sola cosa che possiamo notare ora è il netto calo delle situazioni cliniche.
E andiamo avanti. Ieri a Belluno è stata la giornata del V-Day per farmacisti e dentisti. In coda per i vaccini, grande risposta di medici privati, dentisti e farmacisti. Speranza, ottimismo e voglia di normalità dai professionisti. L'iniezione ci dà una tranquillità psicologica, si legge appunto nelle dichiarazioni. L'articolo è accompagnato da fotografie che mostrano i professionisti che ieri si sono recati a fare il vaccino. Paola Dallanese scrive che è stata grande l'adesione ieri al Vaccine Day organizzato dall'ULSS per odontoriati, farmacisti, medici, operatori della sanità privata, ma anche per la somministrazione delle seconde dosi a chi si era vaccinato a fine dicembre. Ricordiamo infatti che il vaccino Pfizer va somministrato in 2 dosi, l'una a 21 giorni di distanza dall'altra, e se non si fa la seconda si va a inficiare, a annullare anche l'effetto della prima, quindi devono per forza di cose essere fatte entrambe le dosi. Ieri sono state create 2 linee di vaccinazione in drive-in predisposte all'ospedale San Martino e a fine giornata sono state somministrate oltre 480 dosi. Poi si legge nel piano vaccinale: entro gennaio verrà garantita l'offerta vaccinale agli operatori del Dipartimento di Prevenzione, dei distretti e dei servizi generali dell'ULSS. L'immunizzazione verrà estesa alle ditte esterne operanti in ambito aziendale e al personale sanitario di altre amministrazioni pubbliche come INPS e INAIL. L'ULSS procederà con l'offerta di immunizzazione al vasto settore dei donatori di sangue, secondo selezione di priorità individuate in collaborazione con le associazioni d'area. E per quanto riguarda gli over 80 si procederà appunto in base alle disponibilità di vaccino anti-Covid. Poi leggeremo che non è così scontata questa disponibilità, purtroppo. Per quanto riguarda sempre il rischio sanitario del bellunese, in questo caso andiamo a pagina 9. Muro degli infermieri sugli operatori sociosanitari, sugli OS, non possono sostituirci nelle RSA. Il presidente dell'ordine, Luigi Pais de Mori, stronca l'idea per tamponare la fuga di personale verso gli ospedali, una tematica di cui abbiamo parlato più volte, appunto la fuga degli infermieri dalle case di riposo agli ospedali. L'operatore sociosanitario specializzato ha mansioni ben definite da cui non si può prescindere se non modificando la normativa in materia, e anche se il Veneto è stato il primo a partire con i corsi formativi, tutto si è fermato perché manca una declinazione specifica contrattuale per questa particolare figura. A precisare la posizione dell'ordine degli infermieri sull'entrata nelle case di riposo degli OS specializzati al posto dei professionisti laureati è il presidente Luigi Pais dei Mori. Questi interviene con alcune puntualizzazioni sull'allarme lanciato dalle case di riposo per la carenza di infermieri e sulla proposta avanzata di sostituire almeno momentaneamente i professionisti con gli operatori specializzati. L'operatore sociosanitario è una figura professionale definita di supporto all'attività infermieristica che riguarda l'igiene, l'alimentazione e idratazione, il posturamento e mobilizzazione. È una figura fondamentale per la continuità assistenziale, specialmente nelle case di riposo, spiega ancora appunto il capo degli infermieri. Stessa cosa vale per l'OS specializzato, che viene formato dopo un ulteriore percorso annuale di formazione che può eseguire mansioni più ampie rispetto all'OS perché coadiuva l'infermiere in tutte le attività assistenziali. Detto questo, sono compiti ben precisi da cui non si può prescindere, però Pais de Mori puntualizza che pur comprendendo la situazione di difficoltà delle case di riposo, l'ordine degli infermieri ribadisce che le soluzioni vanno trovate all'interno delle norme. Dal 2019 è stata presentata a livello nazionale al Ministero della Salute un progetto di riforma della formazione del profilo dell'OS, prevedendo allargamenti di competenze, ma ci sono ancora segnali di accoglimenti. Ci sono poi i corsi regionali che però sono fermi per questioni sindacali. Purtroppo tutto questo è la somma di una lunga serie di errori di scarsa lungimiranza di cui a farne le spese sono i cittadini. Questa appunto la dichiarazione del presidente dell'ordine degli infermieri. Andiamo alle pagine che non riguardano il Covid o che lo riguardano indirettamente. In questo caso siamo a pagina 15 di Belluno. Shopping therapy in centro storico, volata dei negozi, sconti in anticipo, vendite promozionali, numerose attività ma pochi clienti. Con i bar chiusi c'è pochissimo movimento di gente. L'articolo è di Alessia Forzin. Fare acquisti aiuta a combattere ansia e stress, migliora l'autostima e sostiene l'economia duramente provata dalla pandemia Covid. Sono numerose le attività del centro storico che hanno cominciato a vendere la merce scontata, anche se i saldi inizieranno ufficialmente solo il 30 gennaio. 20-30, in alcuni casi anche il 50%. Si possono già fare affari nelle boutique del centro. I negozi soffrono comunque, una dimostrazione data dal fatto che puntano sui saldi per incassare almeno quello che hanno speso per acquistare la merce. I magazzini sono pieni, i fatturati sono crollati e il Natale ha permesso di compensare solo in parte
le perdite. E la pandemia ha cambiato anche il modo di comprare. Come si diceva, da Golden Point vanno ruba pigiami, pantofole e abiti casual ma comodi. Sono molti bellunesi che lavorano da casa e se bisogna stare ore seduti davanti al computer senza incontrare i colleghi se non attraverso il video, si preferisce indossare pantaloni confortevoli. Andiamo avanti, leggiamo ancora un paio di notizie, poi passiamo al Gazzettino. In questo caso siamo a pagina 19 con la notizia che riguarda il turismo. Arrivano le prime prenotazioni per Pasqua, la montagna pianifica i ponti di primavera. Dalla Val Biois alla Marmolada, albergatori scettici sui risultati della ripresa dello sci, ma colgono prospettive di ripartenza. L'articolo di Francesco Dalmas. Per la riapertura delle piste dal 15 febbraio non arriveranno prenotazioni alberghiere, ma per Pasqua sì. Lo anticipa l'albergatrice Antonella Schena, coordinatrice del Consorzio Turistico Val Biois, e lo confermano Luciana Farenzena, al timone del Consorzio Marmolada Val Pettorina, e Paolo Pais, il suo collega del Consorzio Trecime Auronzo. Gli operatori sono sfiduciati, temono che il 15 febbraio non consentano l'apertura delle piste, danno per scontata la cancellazione della stagione invernale e quindi hanno già cominciato a programmare la primavera e soprattutto l'estate. Tra i primi riscontri resta quello della gran voglia di montagna di cui siamo stati i beneficiari l'anno scorso. Quindi si lavora già per programmare il calendario estivo con offerte all'aria aperta. E a proposito di montagna, nella pagina successiva, pagina 20, c'è un'intervista di Gianluca De Rosa al conduttore Massimiliano Ossini che dice e le Dolomiti con la pandemia la riscoperta della vera montagna. Ossini è infatti un convinto sostenitore del turismo soft, outdoor, ciaspe, sci alpinismo per un'offerta destagionalizzata. Massimiliano Ossini è l'amico delle Dolomiti, il volto sorridente delle montagne italiane con una predilezione mai nascosta per le tre cime di Lavaredo. Ideatore prima e conduttore poi del programma Linea Bianca, che da 7 anni ha l'obiettivo di far innamorare gli italiani delle terre alte, è diventato col tempo una figura di riferimento per Mamma Rai. La montagna per Ossini rivela la vera essenza dell'uomo. Qui ci svestiamo della corazza necessaria nella vita di città per far fronte ai ritmi frenetici che essa ci impone e ci rilassiamo traendone presto giovamento. I mondiali di Cortina, il commento di Ossini dice che non avere pubblico è un vero peccato, ma saranno il trampolino di lancio per tutto il territorio. I piccoli comuni con i migliori servizi torneranno a popolarsi, sostiene ancora Ossini, lo smart working sulle terre alte ha un sapore unico, e questa visione ottimistica che dal conduttore non è mai stata smentita, non è mai stata nascosta. Andiamo al Gazzettino e qui c'è il tema che anticipavo prima, vaccini, ira di Zaia, si legge nel titolone, vergogna, dice appunto il presidente della regione del Veneto, rivolta al nord-est contro i tagli della Pfizer, quello che sta succedendo grida vendetta. Fedriga dice penalizzate le regioni virtuose, Veneto rischio stop, garantiti solo i richiami. Questa ovviamente è una fortissima preoccupazione. Andiamo subito a leggere all'interno qualcosa in più sulla tematica vaccini, appunto. Caso Pfizer, una beffa, i contratti firmati dall'Unione Europea, ora a rischio seconde dosi. L'intesa siglata con l'Europa non impone alle aziende americane i tempi di consegna. Consegna alle regioni ridotte fino al 50%, l'ira dei governatori, decisioni arbitrarie. La corsa ai vaccini con i paesi di tutto il mondo che stanno sgomitando per accaparrarsi il numero più alto possibile di dosi ha consegnato il famigerato coltello dalla parte del manico alle compagnie farmaceutiche. Quando la Commissione europea ha siglato i contratti per i 27 paesi membri ha dovuto accettare alcune condizioni imposte dai 6 gruppi con i quali ha raggiunto l'intesa. E una su tutti: in autunno non c'era la garanzia del risultato, ad esempio Sanofi ha rinviato a fine 2021 la conclusione della sperimentazione, AstraZeneca ha avuto dei problemi, dunque nessuna compagnia farmaceutica si è impegnata nell'esito finale. Questo vale anche per Pfizer, che ha un vincolo nelle forniture trimestrali, ma di fatto totale libertà di scelta nella cadenza degli invii. C'è di più, Pfizer sta decidendo a sua discrezione a quali centri di vaccinazione inviare più dosi e a quali meno. E tra le regioni penalizzate in modo pesante ci sono il Veneto e Friuli Venezia Giulia, che hanno visto dimezzare gli arrivi
di fiale. In questo modo diviene complicato garantire una regolare somministrazione della seconda dose a chi è stato vaccinato. Il richiamo deve avvenire dopo 3 settimane. Ieri allo Spallanzani a Roma alcuni degli operatori hanno ricevuto la seconda iniezione, però appunto c'è grande preoccupazione. Infuriato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimo Fedriga, la cui regione ha subito una riduzione del 54%. Ho sentito Pfeiffer, mi dicono che dalla settimana successiva si dovrebbe tornare alla fornitura normale, ma se non abbiamo certezze è il rischio che dovremo decidere di rallentare la campagna vaccinale. E nella pagina successiva c'è anche l'ira del presidente del Veneto, inaccettabili i tagli Pfeiffer, Zaia, quello che sta succedendo grida vendetta, si legge nell'articolo di Alda Banzan. Una vergogna, anzi una doppia vergogna, sbotta il presidente della regione del Veneto Luca Zaia, e il collega del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga dice inaccettabile, serve un riequilibrio. Sono le dure reazioni alla decisione dell'azienda farmaceutica statunitense Pfizer di tagliare la fornitura dei vaccini in Italia. Un taglio unilaterale del 29% che in Friuli però tocca il 54% e in Veneto il 53%. Tant'è che la regione governata da Zaia, che ieri doveva iniziare a iniettare il richiamo alle 800 persone che hanno ricevuto la prima dose nella giornata del 27 dicembre, sta cercando di capire come riorganizzare il piano vaccinale. E ieri il commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri ha ribadito che la decisione di Pfizer di ridurre le circa 165.000 dosi e il nuovo invio di vaccini ai 293 punti di somministrazione sul territorio italiano è stata unilaterale e che in modo del tutto arbitrario questa settimana, a fronte delle 562.770 dosi previste, ne arriveranno, ne verranno consegnate 397.800, quindi molte meno. E a pagare, come dicevamo, sono soprattutto il Friuli Venezia Giulia con il meno 54%, il Veneto con il meno 53%, e sale la protesta. Sul tema è intervenuto anche il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Sandro Cinquetti, che dice appunto piano da rivedere se confermato il calo delle dosi. Se rallentano le consegne dei vaccini, purtroppo rallenteremo le chiamate. È legittima la preoccupazione del direttore del Dipartimento di Prevenzione, Sandro Cinquetti. Nelle prossime settimane la campagna vaccinale subirà una frenata, ma le proporzioni di questo rallentamento sono ancora ignote. Si sa però che il Veneto riceverà il 53% in meno delle dosi di vaccino previste per questa settimana. Nella stessa barca anche Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Queste le regioni che perderanno più dosi. Al di là dei motivi che hanno spinto l'azienda farmaceutica statunitense a ridurre le quantità di vaccino all'Italia, è importante capire come reagiranno le varie ULSS. L'azienda sanitaria di Bologna, per esempio, ha sospeso le prenotazioni. A Belluno cosa succederà? Noi non abbiamo un sistema di prenotazione, spiega il dottor Cinquetti. L'offerta vaccinale è attiva attraverso la convocazione di categorie di persone secondo il piano vaccinale. Se accadrà ciò che è stato preannunciato, dovremo rallentare tale processo. Dopo medici di famiglia, operatori del 118, ospedali e case di riposo, ieri è stato turno di farmacisti, dentisti e altri operatori privati della sanità. Sono state vaccinate circa 500 persone che portano la totalità dei bellunesi che hanno ricevuto la prima dose ad oltre 6.000 teste. Nel frattempo hanno completato il ciclo vaccinale i 40 medici, OSS e infermieri che avevano partecipato alla giornata simbolica del 27 dicembre. Per la fine di gennaio l'ULSS Dolomiti prevede la copertura vaccinale parziale di tutti i suoi distretti, comprese anche le ditte esterne che operano all'interno dell'azienda sanitaria. Poi si passerà agli anziani con più di 80 anni, una modalità che è stata già sperimentata con i medici di base, e ai lavoratori dei servizi essenziali, forze dell'ordine, insegnanti, donatori del sangue, eccetera. Per quest'ultima categoria non sono escluse altre giornate drive-in. Infine si passerà al resto della popolazione, dai più anziani ai più giovani. Tutto è già stato programmato, rimane l'incognita sui tempi che è legata alla quantità di vaccino disponibile, che a sua volta dipende dai capricci dell'azienda farmaceutica statunitense. I problemi potrebbero essere risolti dall'arrivo di altri vaccini, ad esempio quello prodotto da Moderna, già approdato in Italia ma non ancora somministrato ai cittadini. Quindi è evidente che ci sia grande preoccupazione, come si legge nell'articolo di Davide Piol. Torniamo alla prima dell'edizione di Belluno del Gazzettino. Guariti dal virus, record in provincia. Sono 65 ogni 1000 i bellunesi che hanno superato il Covid. Di pari passo però è elevato anche il numero delle vittime. E andiamo proprio a leggere questo articolo. Morti e guariti, Belluno è prima.
65 negativizzati ogni 1000 residenti in provincia, elevato purtroppo anche il numero dei decessi, 23 su 10.000. Mentre si vede l'uscita dalla seconda ondata, i numeri rivelano quanto duramente abbia colpito la pandemia. Quindi abbiamo un record positivo e un record triste, che è quello appunto dei guariti e dei morti. Ai primati dei giorni più bui della pandemia ora c'è un nuovo indicatore di cui potersi fregiare, e questa volta non è un parametro che rischia di mettere in cattiva luce il territorio, anzi la provincia dolomitica è la prima del Veneto per numero di guariti, ovviamente anche in rapporto al numero di residenti, colpa del virus che ha morso alle caviglie certamente, ma anche merito della sanità e della rete di assistenza che è riuscita ad intercettare i positivi e ad assisterli. Stando al bollettino di Azienda Zero, braccio operativo della regione, ieri mattina erano 13.541 i bellunesi che hanno superato il virus, 65 ogni 1000 residenti. In nessuna altra provincia del Veneto il rapporto arriva a numeri così elevati. Purtroppo, tuttavia, un alto numero di persone contagiate dal virus porta con sé un alto numero di vittime, un rapporto che probabilmente è meno legato al numero di tamponi effettuati rispetto a quanto si pensasse. Oggi a dirlo sono i numeri ufficiali. Belluno, infatti, è anche la provincia del Veneto con il maggior numero di vittime positive al virus, a pagare il prezzo più alto gli ospiti delle case di riposo. Il bollettino diffuso ieri mattina parla di 481 morti. Ogni 10.000 abitanti. In provincia di Belluno ci sono state appunto 23 vittime che erano risultate positive al Covid, numeri che moltiplicati per 200 restituiscono la proporzione del dramma. Quindi appunto morti e guariti, Belluno è la prima, questo il titolo del Gazzettino, che è accompagnato da un'infografica che mostra appunto i guariti e i morti in Veneto suddivisi per provincia. Con questo articolo chiudiamo la rassegna stampa di oggi. Vi aspettiamo domattina puntuale alle 8:30 su Radio Piave e poi anche sulla pagina Facebook, in video sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo. A tutti un sereno lunedì, seguite le notizie che pubblichiamo costantemente sul nostro sito internet www.amicodelpopolo.it. A tutti un sereno inizio settimana, a prestissimo, grazie dell'ascolto.